Allora, io intanto vorrei chiedere ad Elia e a Claudio come è stato misurarsi con la leggenda di Mike e se conoscevate diciamo, tutta la sua parte iniziale di vita, riguardante anche la Resistenza. Allora, io no, non conoscevo assolutamente la sua storia, conoscevo tramite i racconti dei miei genitori un po' la persona, io non ho vissuto appieno la sua era televisiva e non conoscevo assolutamente tutte le sue avventure durante la guerra, quindi no, per me è stata una sorpresa e un arricchimento comunque studiare questo personaggio. Sì, io ho un po' qualche cenno sulla sua vita da partigiano, la conoscevo, non però in maniera così dettagliata. Per esempio, quello che mi ha sconvolto, che non sapevo, è il fatto che si sia trovato proprio di fronte ad un plotone d'esecuzione e quindi ad aver visto in faccia la morte. Posso solo immaginare cosa ti passa davanti in quei momenti e ripensare poi all'uomo che tutti quanti noi abbiamo conosciuto con questa sua straordinaria leggerezza, conquistata però negli anni, che aveva alle spalle questo livello di tragedie anche sociali, storiche, insomma, mi ha molto colpito. E in tal senso volevo chiedere a Giuseppe da cosa è nata l'esigenza di voler raccontare comunque la storia di Mike. Ma personalmente la curiosità. Quando racconti una figura così hai due strade. Una per me è improponibile, cioè quella di raccontare più o meno bene quello che già è ovvio a tutti, che è già conosciuto a tutti. L'altra è quella di intanto di resettare ciò che tu più o meno sai, anche nel mio caso per età, eh, e compiere un percorso di conoscenza che all'inizio non sai veramente quanto materiale ti dà. Devo dire che poi a un certo punto ho avuto il problema opposto, cioè ho capito che perché è una figura così leggendaria Mike e avevamo veramente tanti motivi di racconto. Cioè, avevamo il problema di riuscire a raccontare tutto questo di Mike e quindi c'è un'abbondanza di temi, veramente tante, e questo ovviamente poi diventa divertente. E in tal senso volevo chiedervi qual è il vostro primo ricordo televisivo legato a Mike? Ma io lo vedevo sempre con mia nonna, quando i miei uscivano, era un appuntamento fisso. Mi ha subito affascinato il suo unico modo di condurre i quiz. Beh, il mio è un ricordo piuttosto sbiadito, diciamo, per una questione anagrafica. Vive sicuramente grazie ai racconti dei miei genitori e alle persone della loro generazione che appunto l'hanno sempre descritto come il protagonista della nostra televisione. Il mio ricordo proprio specifico, forse me lo ricordo, e credo che fosse una riedizione di Lascia raddoppia, se non sbaglio, che lui fece a un certo punto a cavallo tra gli anni 70 e 80, adesso non ricordo bene. Ecco, questo però dà la misura di quanto fosse incisivo, cioè io ero un bambino piccolissimo, però me lo ricordo, quindi è nel bagaglio dei ricordi, ecco, questo primo momento in cui l'ho visto per la prima volta in televisione. Non saprei ritrovare il primo ricordo televisivo, anch'io è molto sbiadito, forse non lo so, i miei genitori mi avranno fatto vedere qualcosa, le gaffe, qualcosa per cui era famoso. Quindi in tal senso che cosa vi ha lasciato questo progetto, comunque aver preso parte a questa fiction? Ma per me è anche un grandissimo arricchimento personale, proprio al di là della conoscenza maggiore della persona, di Mike Bongiorno, e quindi la stima per lui che è cresciuta, ma proprio andarsi a informare, a capire come può essere stato vivere certi momenti a cui faceva riferimento anche Claudio. Comunque è un grande arricchimento. Scusa. Sì, sì, vai, vai. No, per me il fatto che comunque questa fiction ci ha insegnato che
che nella vita effettivamente non tutto ti arriva facilmente in maniera automatica. La vita di Mike è stata una vita molto travagliata e ha lottato molto per realizzarsi, e quindi quello che mi ha lasciato è l'importanza di credere e lottare per ciò che si ama nella vita. Sì, io sono d'accordissimo con Claudio, riconoscere l'importanza, insomma, del duro lavoro, che è quello che poi, diciamo, fa sì che le cose quando arrivano abbiano tutto un altro sapore. È stata senza dubbio un'esperienza arricchente. Per esempio c'è un aspetto tra i tanti, veramente capire, si dà per scontato, ma è un uomo che ha costruito uno specifico televisivo, ad esempio. Cioè, forse non si sottolinea abbastanza quanto non esistesse uno specifico televisivo e quanto lui ha contribuito a crearlo. E poi, sempre rimanendo in ambito così del mic televisivo, proprio la grandezza secondo me sta proprio nella sua apparente semplicità, ma era un modo comunicativo molto invece sofisticato che gli consentiva di arrivare a chiunque. Grazie. Grazie a Grazie. te. Grazie.